stato presentato a Maiano il progetto Domiciliarità Leggera nel Collinare, che ha come obiettivo garantire interventi di domiciliarità leggera e trasporto sociale a favore di cittadini in condizione di fragilità, ridotta autonomia e rischio isolamento sociale. Il progetto prevede un lavoro in sinergia tra il Comune di Maiano, il MOVI, Movimento di Volontariato Italiano, e ASUF FC. Sentiamo le dichiarazioni dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Maiano Fabio Martinis e della coordinatrice del progetto per il MOVI di San Daniele del Friuli, Sara Troiani. Stasera presentiamo, in collaborazione con il MOVIL, il Movimento di Volontariato di San Daniele, presentiamo un progetto sulla domiciliarità vicina, quella leggera, ovvero una domiciliarità per l'aiuto agli utenti, che siano di qualunque età, di qualunque estrazione sociale, per essere accompagnati sia all'ospedale, magari per visite mediche o specialistiche, oppure in farmacia per acquistare farmaci, oppure anche semplicemente per andare a fare la spesa. Un inizio quindi di un volontariato vicino, che serva chiaramente alle persone e serva a ritornare a vivere in maniera normale, come accadeva magari prima del Covid. Chi è coinvolto in questo progetto? In questo progetto è coinvolta l'azienda sanitaria, la SUFC, è coinvolto il MOVI di San Daniele ed è coinvolto il Comune di San Daniele. Ovviamente noi stiamo cercando di coinvolgere sempre più persone, non persone però volontari, quindi volontari che abbiano il piacere di aiutare altre persone che hanno difficoltà appunto nel movimento, avendo magari familiari che sono lontani e che non riescono a dare collaborazione, aiuto. E ecco, questo abbiamo. Quindi cerchiamo di coinvolgere questi volontari, magari non di associazioni che sono già impegnati, ma volontari nuovi, magari giovani o ragazzi, o anche persone anche anziane che magari abbiano la disponibilità e la voglia di aiutare persone più in difficoltà. Assessore, immagino che questo progetto parta da un'esigenza che voi notate nel territorio, è vero? Sì, il tutto è partito da un'esigenza che è stata notata da varie associazioni e anche da noi amministratori. Abbiamo visto questa difficoltà. Purtroppo siamo in una regione e in una realtà che sta invecchiando in maniera rapida. Purtroppo si sta invecchiando e tante volte i figli delle persone anziane sono ancora in attività lavorativa, non riescono ad accudire e ad aiutare i propri familiari e ci si vede costretti magari a fare delle corse, a fare delle cose difficili. Quindi noi stiamo cercando appunto di coinvolgere in questa cosa più persone, in maniera che si crei questa parola che viene usata tante volte, magari non la rete, no? Quindi si sta cercando di creare questa rete che possa aiutare sempre più persone, quindi una rete che coinvolga più persone. Innanzitutto questo progetto nasce un po' da lontano, nel senso che il MOVI già più di 10 anni fa aveva iniziato a fare delle azioni di domiciliarità leggera e trasporti sociali, con un progetto che originariamente si chiamava Reti che Sostengono, con cui infatti sono partiti i comuni di San Daniele, Dignano e Coseano. Poi, vista l'esigenza del territorio, comunque l'invecchiamento della popolazione e un po' anche la diffusione, insomma, di vuoi la pandemia, vuoi insomma tutta una serie di realtà che poi ci sono state, è stato presentato il progetto in tutta la Collinare. L'anno scorso abbiamo attivato il gruppo a Flaibano e Forgaria, abbiamo iniziato a intavolare il progetto anche qua a Maiano, che adesso oggi presenteremo, e poi quest'anno ci saranno anche altri 3 comuni coinvolti. I vostri obiettivi? Gli obiettivi sono cercare di diffondere la solidarietà di vicinato, quindi cercare di dare quei piccoli aiuti che però in realtà poi fanno la differenza messi tutti assieme.